Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Friulandia, lo sport tra gli amatori. In questo contenitore parleremo oggi di calcio e di motociclismo. Partiamo con il calcio, abbiamo in rappresentanza del Lignano il presidente Mucignato Michele, il capitano Paolo Vignuda, il segretario Federico Francesconi e uno dei giocatori, forse il più giovane, Loquez Massimiliano Gioel. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Salutiamo anche la Martina che Buonasera. ci accompagna in questo viaggio. Presidente, siete nel Friuli Collinare dal 1992, no? Quindi diciamo dagli albori della Lega Calcio Friuli Collinare. Qual è diciamo, il segreto di questa vostra longevità sportiva? Ma io sono arrivato dopo, sono arrivato nel 2000. Comunque vedo che c'è tanta gente che ha voglia di fare, si sacrifica, viene a fare allenamento d'inverno, meno 5, meno 6, più o meno sempre 15 persone, se non 20 anche. Ci si dà una mano, mele marce non ce n'è e ogni anno abbiamo gente nuova che vuol venire, quindi siamo felici. E avete anche dei giocatori che dal 92 sono ancora diciamo, in attività. Sì, ne no? abbiamo uno ancora che ha 40 e passa anni, continua a giocare, Pilloni Alessandro, che oltretutto è consigliere e dà anche una grossa mano. Per cui avete comunque, oltre che il giocatore, l'avete coinvolto anche come dirigente? Quindi... Sì, sì, è come dirigente, dà una mano, viene a dare quando abbiamo bisogno. Invece facciamo una domanda al capitano, no? Voi siete con le vostre iniziative diciamo, di un punto di riferimento del paese sostanzialmente, avete fatto calendari, avete fatto altre iniziative, no? Chi sono gli ideatori di queste iniziative, come vengono svolte e soprattutto qual è lo scopo per cui le fate? Beh, senz'altro è un nostro creativo e il nostro compagno Simone Dreosto e lo scopo è semplicemente quello di lasciare un ricordo ai giocatori appunto a campionato finito della stagione appena trascorsa e chiaramente anche dei simpatizzanti, i familiari, gli amici e quant'altro. L'ultimo calendario rappresenta un po' l'America del passato, no? Sì, questa è stata l'ultima pensata di Simone, si vuole richiamare quella che era la vecchia squadra dei Cosmos dove militava Pelé, Chinaglia e altri grandissimi giocatori e lì anche il nostro presidente ha dato un restyling nell'immagine. Vi definiscono Dignano Lovers, come mai questa definizione? Amatori in inglese o c'è un altro motivo diciamo? È un, diciamo, un soprannome che ci siamo dati noi in spogliatoio, così ho un retaggio di anni ora sono, nasce dall'inglese ma poi è più qualcosa di simpatico per lo spogliatoio. E invece Federico è il segretario, sì, no? segretario. Hai giocato anche tu? Ho giocato, sì. Lignano. Senti, adottate qualche modulo particolare quando scendete in campo o giocate senza particolari tatticismi? Cioè, No, avete un diciamo, mister di quelli rigidi alla Trapattoni? O... No, abbiamo un mister nuovo quest'anno che fa molto bene, anche se la categoria è difficile. Vedo che giochiamo soprattutto con grinta, molta pressione, però moduli particolari non li adottiamo, credo. Insomma. Quali forme di sostentamento adottate per partecipare ai Abbiamo campionati? innanzitutto un autofinanziamento interno, quindi ci tassiamo come credo tutti gli amatori, e dopodiché abbiamo degli sponsor, tra cui il più importante è la nostra sede sociale che è l'Ombelico di Bacco, e durante l'anno in estate facciamo un torneo di calcetto che ci frutta diciamo, il guadagno per poter andare avanti. Insomma. Massimiliano, quali sono gli uomini più importanti, quelli che fanno gruppo, quelli che trainano un po' la squadra negli amatori di Lignano? Beh, senza ombra di dubbio è stato l'ideatore del calendario di quest'anno Simone Dreosto. Il più importante secondo me è anche il portiere Simone, anche lui. De Rosa si chiama? Sì, De Rosa Simone. Pararigori, no? Se non ricordo male, era Sì, nato sì. qualche anno fa. Sì. Difensori, anche il compagno qui accanto. È cattivo quando marca o è No, è giusto. Burnic, No, è giusto. Diciamo, di quelli... Poi abbiamo tanti altri giocatori, cioè innanzitutto sono tutti importanti, però diciamo quelli che
fanno più bisogno alla squadra sono i difensori. I difensori. Se posso fare i nomi, Sì, volentieri. Valdo Andrea, Paolo Vignuda, Paolo Barbui, Schulz, ha detto anche Alessandro Pilloni. Beh, insomma, avete comunque un bel gruppo. Qual è la squadra che finora vi ha maggiormente impressionato? Tu che la vivi dal campo, qual è la squadra che ti ha impressionato di più dal punto di vista tecnico, organizzativo? Ma dal punto di vista tecnico organizzativo mi ha colpito di più i Gunners, mi hanno colpito, però sì, devo dire che anche la Dinamo Corda mi ha impressionato molto quest'anno. Bene, ora dal calcio a 11 passiamo al calcio a 5, passiamo la palla, è il caso di dire, a Gianni Maldera per un servizio sul campionato di calcio a 5 targato Lega Calcio Friuli Colinare. Martin Renato, il capitano del Friuli Antincendi, è andata male questa sera purtroppo. È andata male come tutto il campionato quest'anno, facciamo fatica a segnare, a fare gol, ci difendiamo, però quando cominciamo magari a subire l'azione, il gol, e poi facciamo fatica parecchio a recuperare la partita. Sì, diciamo pure il risultato finale ha premiato gli avversari per 6-3, però fino alla fine siete stati in partita, avete recuperato bene perché eravate distanziati, eravate sotto di 5-1 e fino all'ultimo ci avete creduto. Sì, noi cerchiamo di fare sempre il nostro dovere in campo. Come dicevo prima, se riusciamo ad andare in vantaggio gestiamo la partita, altrimenti come tutto l'anno quest'anno, come dicevo prima, facciamo fatica a fare gol e quindi ci puniscono regolarmente con gli errori che facciamo, di conseguenza è dura poi recuperarla. Loro hanno fatto un'ottima partita, sappiamo che sono bravi e veloci, noi siamo proprio quasi amatori perché non ci alleniamo mai e quindi è già tanto quello che stanno facendo. Senti, il limite vostro diciamo, in questo campionato qua, che purtroppo vi vede molto penalizzati in classifica, secondo te che sei il capitano, quindi il portavoce della squadra, qual è stato? Mi ripeto, ci manca la fase realizzativa praticamente, perché più che altro non so cosa dire in questo caso, perché facciamo fatica a fare gol, quindi una squadra che non segna prima o poi subisce, di conseguenza poi i risultati si vedono. Beh, comunque vi va dato un merito che fino all'ultimo avete creduto, avete fatto anche 3 bei gol perché sono state 3 belle realizzazioni, purtroppo però davanti realizzate ben poco, anche il tabellino delle marcature totale del campionato vi vede un po' indietro. Siamo sulla 40ina di gol contro una 90ina subiti, quindi qualcosa significa. Senti, levami una curiosità, non ti chiedo l'età anagrafica, ti chiedo semplicemente come mai così pochi in panchina? Stasera abbiamo avuto delle defezioni per malattia e per impegni familiari, che chiaramente c'è gente con bambini e moglie e via, siamo in 7 stasera. Quindi anche questo? Scusi, di solito riusciamo sempre ad essere almeno alla decina, di solito. Quindi possiamo dire come attenuante che anche questo è stato un pochettino un aggravante, vi ha penalizzati? Tutto aiuta, purtroppo. Presidente Burelli Matteo, presidente ovviamente del Real Madrid che ha vinto 6-3 contro il Friuli Antincendi, tutto bene questa sera? Sì, questa sera sì, finalmente, perché abbiamo avuto 2 sconfitte prima di questa, finalmente abbiamo tornato a giocare bene. Senti, la classifica con questa vittoria vi mette a 21 punti, mancano 5 gare alla fine del campionato ovviamente, purtroppo però siete un po' lontani dalla vetta, però diciamo si può già fare un bilancio, siete in linea con quanto avevate stabilito all'inizio stagione? Ma si pensava di essere fra i primi 3, invece sì, siamo lì, abbiamo perso le ultime 2 partite che non si sa come. Senti una cosa, il risultato pochi minuti alla fine vi vedeva su di 4 gol, eravate 5-1 se non sbaglio, poi c'è stato un calo di concentrazione, chiusa 6-3, però non che avete tremato, però... No, non abbiamo tremato, forse sicuramente c'è stato un calo, poi cambi, ma niente di che. Senti, vogliamo spendere 2 parole anche per i protagonisti, i 2 capocannonieri, Simone e Marco, nonché Spizzo, che hanno segnato tutte e 3 questa sera. Sì, Spizzo, Simone è molto bravo sia in difesa che in attacco, Marco ultimamente è quello che ci segna più, che all'inizio non segnava, e Spizzo è arrivato quest'anno e dà un buon aiuto alla squadra. Sì, certamente siete sulle 108-109 reti, ne hanno fatte più della metà loro 3, quindi è tutto qui il potenziale della vostra squadra o c'è qualche altro segreto? No, non è solo, c'è qualcun altro che è infortunato, che l'anno scorso aveva segnato di più, quest'anno giocano loro, si vede più in attacco, dipende dal ruolo che uno gioca. Rieccoci in studio. Martina, hai qualcosa da chiedere ai nostri ospiti?
Quali nuove regole vi piacerebbe che venissero applicate al Friuli Collinare? Abbiamo parlato tanto, però ho parlato anche con certi presidenti, i 3 punti per la vittoria, diciamo. Dopo la Coppa Disciplina Ma la la trovo motivazione giusta. qual è? La motivazione per i 3 punti qual è? No, perché come noi, come squadra, che pareggi non ne facciamo, quindi vincere o perdere i 3 punti vanno benissimo. Quindi è un Con po' una cosa egoistica. Dopo sono d'accordo sulla Coppa Disciplina, quella sì, mi va bene. Adesso, infatti io dico sempre alla squadra che siano calmi, tranquilli, l'arbitro quando fischia basta, mi innervosisco anch'io perché durante la partita sono una iena, fuori, dopo mi calmo e ogni vittoria devo pagare da bere. E quindi lì tocca tirare fuori il portafoglio. Esatto. Quindi speri tu che retrocedano in questo caso. No. L'anno scorso che abbiamo vinto il campionato ho pagato ben volentieri. Ah, benissimo. Paolo, avete invece quest'ultimo turno di campionato avete battuta una contendente alla salvezza, no? Uno scontro diretto contro le Valli del Natisone, il Bar Le Valli. Come è stata la partita? È stata sofferta, no? Perché l'avete vinta all'90°, all'80°, se non ricordo male. È stata sofferta anche perché purtroppo ci troviamo in una situazione in classifica che non vorremmo. Abbiamo dato molto nelle precedenti partite senza raccogliere niente. Questa qua era decisiva perché ci servivano punti, per cui la tensione si sentiva molto. Ovviamente anche loro avevano bisogno di punti e ce la siamo giocata e fortunatamente abbiamo portato a casa i 2 punti che ci servivano. Federico, cosa vi è mancato quest'anno per fare un campionato diverso? Perché se guardiamo la classifica, tutto sommato è abbastanza corta, la differenza forse la fanno le reti subite. Sì, fanno le reti subite, prendiamo sempre quasi 2 gol a partita, ci manca un po' di fortuna, ci manca forse un po' di aggressività nelle conclusioni, ma comunque credo che il campionato è ancora lungo e poi nelle ultime partite si decide tutto. Si vedrà, insomma. Sì. Quali sono allora, domanda sia ai 2 giocatori, diciamo, quali sono le squadre che temete di più per la lotta alla salvezza? Cioè, poi adesso avete una fase abbastanza importante, no? Con i Warriors la prossima settimana che sono in lotta per la salvezza e poi avete una serie di impegni contro le prime della classe, quindi insomma il cammino non è certamente facile, no? No, ovviamente non è facile, si cerca comunque di vincere tutte le partite, speriamo di vincerle, però penso che io sono molto fiducioso che la squadra possa farcela e a mio parere, parlo anche a nome degli altri, non temiamo nessuna squadra. Quindi credete nei vostri mezzi? Certamente, anche nei propri compagni, nella nostra capacità che abbiamo in campo. Bene, pronostico, vi salvate? Beh, direi di sì. Tutti convinti? Sì, certamente. Anche i giocatori. Bocca al lupo allora agli amatori di Gnano, Grazie. che salutiamo, li inviteremo magari in un'altra occasione, Grazie. magari per festeggiare la salvezza e intanto passiamo la parola ai nostri sezionisti. Buonasera, rieccoci in studio, abbiamo cambiato l'ospite, abbiamo Gabriele Silino che è il presidente Moto Club Quad for Quad. Intanto buonasera Gabriele. Buonasera a voi e ai telespettatori. Intanto che tipo di associazione è il Quad for Quad e sostanzialmente cosa si propone? Beh, già dal nome, quindi il quad è un quadriciclo, un motoclub riservato in linea di massima ai quadricicli perché abbiamo questa passione e abbiamo ritenuto di andare anche in un posto montano per valorizzare questi mezzi qua. Quindi il fine è quello di poter portare delle persone che hanno delle difficoltà anche in luoghi diversamente accessibili perché per loro sono un po' problematiche, mentre per il mezzo viene molto più semplice e più facile e quindi agevolare questa possibilità per queste persone, perché il quad sì c'è una parte agonistica, però è riservato di più dal nostro punto di vista all'utenza o alle persone amatoriali. Voi siete affiliati a un ente di promozione sportiva che è l'Oxen. Con l'Oxen è nato una nuova disciplina, no? Leggevo su qualche sito il Quadxen. In cosa consiste, diciamo, dov'è la novità rispetto alla quad tradizionale?
Diciamo che noi siamo sia a livello agonistico associati alla federazione per ovvi motivi di competizioni, mentre adesso abbiamo creato, grazie anche al signor Crinori, che comunque è un componente, oltre ad essere referente regionale, anche un componente del Comitato Nazionale dell'Axen, abbiamo fatto questa nuova disciplina, abbiamo creato questa nuova disciplina che appunto si chiama Quad-Xen, in cui valorizzeremo il discorso dell'utenza, quindi portare a conoscenza di tutte le persone che possono permettersi o che hanno amicizie di fare un giro in quad partendo dai bambini dei 6 anni fino, diciamo, ai nonni e proponendo anche dei mezzi che sono costruiti, fatti, progettati in Italia che sono interamente elettrici, quindi un po' questa è la novità perché abbiamo portato a battesimo a Trieste questo mezzo a livello mondiale e quindi speriamo che ci porti bene a noi. C'è stata l'anno scorso, se non ricordo male, una convention, no? Su questo aspetto che ha richiamato moltissime persone. Avete fatto anche dei giri, no? Se non ricordo male, sì, dove avete evidenziato questo mezzo sostanzialmente. Esatto, sì, lì abbiamo avuto, infatti qui abbiamo il Friuli Venezia Giulia perché comunque ci ha dato un patrocinio in denaro in questo caso, per cui tramite l'assessorato della Seganti abbiamo avuto la Seganti in Piazza Unità d'Italia che ha provato questo mezzo con i suoi figli. Dopodiché, per ovvi motivi, purtroppo abbiamo dovuto andare in Slovenia perché ovviamente sul Carso, a parte le cose un po' vietate, ma i percorsi erano molto limitati, quindi abbiamo dovuto andare in Slovenia, siamo andati sul Monte Nevoso e tornati. Comunque abbiamo fatto 3 giorni che hanno avuto successo e quest'anno invece andiamo ad Imperia. Lei ha un vissuto importante da un punto di vista, no, della storia motociclistica, nel senso che è passato in più specialità. Qual è stato il percorso che l'ha portato ad appassionarsi al quad? Io sono partito a 16 anni facendo la patente per la moto e ho preso la moto a fuoristrada che quella volta si chiamava di regolarità. Ho cercato di correre lì, poi per questioni di lavoro sono andato con le navi negli Stati Uniti e ho visto questi fuoristrada, mi sono appassionato ai fuoristrada, ho cercato di correre col primo rally del Friuli qui in zona perché si partiva da Feletto, io abitavo ad Adegliacco. Poi ho capito che purtroppo erano troppo le spese e quindi abbiamo desistito, ci siamo messi un po' a organizzare e da lì siamo tornati alla prima passione che è la moto, che è un po' come il nuoto o la bicicletta, quando uno impara poi non vuol più smettere. E quindi ho cominciato con le moto, ho seguito la 12 ore quella volta di Lignano, sono passato poi nella MotoGP con l'Agip e con altri sponsor, perché quella volta c'erano anche i tabaccai cosiddetti, per cui c'era un po' più di moneta che girava, si poteva andare un po' più all'estero e da lì a forza di girare abbiamo visto questi mezzi un po' atipici secondo noi e da lì è scattata un momento quella voglia particolare di provare a portare qualcosa di nuovo e ci siamo riusciti, siamo entrati, l'abbiamo proposti alla Federazione Motociclistica Italiana nel 2005, ci siamo aggregati alle macchine, quindi correvamo dietro o avanti a seconda delle cose e siamo andati avanti, adesso siamo arrivati un po' a essere molto autonomi e siamo riusciti a far capire un pochettino che questo mezzo è molto importante, specialmente per i disabili a cui noi ci teniamo molto e infatti abbiamo questo accordo insomma, già fatto e già provato. Bene, ci fermiamo un attimo, passiamo la palla alla Coppa Giovani, che è una manifestazione organizzata dalla Lega Calcio ed è rivolta ai bambini inferiori ai 9 anni. Corrado Lunetta, presidente della Lega Calcio Friuli Collinare. Corrado, questa Coppa Giovani ha riscontrato un notevole successo, soprattutto abbiamo visto negli occhi dei bambini la gioia di giocare. Probabilmente è l'unica fonte di soddisfazione, i bimbi giocano a prescindere dalle tattiche, a prescindere dalle indicazioni dei mister, a prescindere dalle indicazioni dei genitori, hanno solamente la volontà, la voglia, il piacere di giocare e divertirsi con questa palla che comunque affascina sempre le generazioni di tutto il mondo. Il prossimo anno probabilmente questo torneo non si farà per un problema diciamo gestionale, chiamiamolo così, ma in questi anni ha avuto moltissimo successo da un punto di vista numerico.
Sì, senz'altro, dal punto di vista numerico il successo c'è stato, grande opera del responsabile dell'attività Daniele Tonino nel ricercare, ovviamente con la collaborazione di tante squadre a noi vicine, come mentalità, come approccio culturale, di conseguenza senz'altro un grande successo. Per il prosieguo dell'attività saranno senz'altro ponderate tutte le situazioni. Il 19 febbraio 2012 si è conclusa la 10ª edizione della Coppa Giovani di Calcio 5 targata Lega Calcio Friuli Collinare. La manifestazione, che ha coinvolto 25 squadre divise nelle categorie piccoli amici, pulcini ed esordienti, è un'offerta sportiva alternativa e non deve essere vista come concorrenziale rispetto ad altre federazioni. Lo scopo principale è quello di regalare una possibilità di divertimento, dei momenti di sano svago a quelle squadre, a quei bambini che altrimenti sarebbero stati fermi per un paio di mesi in un periodo, quello invernale, che solitamente non permette di giocare all'esterno. Molti dirigenti hanno subito condiviso questo torneo e fornito il loro consenso. Sui campi, tutti rigorosamente al coperto, si è notato subito un particolare: la miglior cultura sportiva dei bambini, fortunatamente non ancora inquinati da trasmissioni in cui regnano moviole, polemiche per errori arbitrali e quant'altro. Sono stati proprio i bambini, con il loro entusiasmo, i gesti naturali di fair play e amicizia, ad insegnare parecchio agli adulti presenti. Un torneo in cui non ci sono stati né vinti né vincitori e dove a tutti i partecipanti è stata offerta una medaglia a ricordo di una manifestazione che vuole insegnare che spesso la forsennata rincorsa alla vittoria non è sinonimo di sport. E molti hanno capito lo spirito. Dirigenti e gli allenatori delle squadre partecipanti, a volte dei veri educatori, sono stati bravi a trasmettere e insegnare concetti positivi ai loro ragazzi. Non vanno dimenticati gli arbitri, capaci di prestarsi gratuitamente alla manifestazione, ma sentiamo ora il pensiero del presidente della Lega Calcio Friuli Collinare, Corrado Lunetta. Silvino, avete deciso di portare, dicevi prima, il motoclub a Forni di Sopra. Come mai questa scelta? Siamo andati un po' fuori, un po' volutamente, un po' inconsciamente magari, però l'amministrazione di Forni è sempre stata molto disponibile. Noi siamo nati 2 anni fa, quindi non è che siamo da una vita lassù, però l'amministrazione, almeno nei nostri confronti, è sempre stata molto disponibile. Ci ha dato la possibilità di fare dei percorsi vietati. Sappiamo che Forni ha una zona che è dell'UNESCO, quindi le montagne sono un po', diciamo, patrimonio dell'UNESCO, sì, dell'umanità, per cui volevamo appunto con i disabili, perché lì sia d'estate che d'inverno va un gruppo di ipovedenti di Trieste, di cui alla guida è un certo signor Huber, che è un paraolimpico, ne ha fatte 5 di Paralimpiadi e detiene il record del mondo di discesa con gli sci. Quindi in tutte le stagioni voi proponete questa attività? Cerchiamo, perché poi d'inverno è un pochettino più problematica, perché ci sono i cingoli, il problema di slavine e tutto, quindi a parte quest'anno va bene che non c'era neve, quindi insomma è stato un problema diverso, però siamo riusciti tramite loro, siamo riusciti anche in cima al Varmost, che è un bellissimo posto, e quindi abbiamo delle montagne bellissime, però nessuno riesce mai ad andarci o pensa che andare all'estero sia più bello. E invece lì sopra siamo riusciti in una specie di catino, proprio una conca, a far guidare gli ipovedenti da soli, cioè col casco in testa, senza dirgli vai a destra, vai a sinistra, liberi di andare, muoversi come vogliono, perché proprio è un'insenatura naturale che va benissimo per questa cosa. Martina, hai qualche curiosità da soddisfare nei confronti? Lei è stato promotore di molte manifestazioni, come diceva prima, anche a carattere nazionale e internazionale. E come vedono in Italia e fuori dai confini il quad? Ma il quad purtroppo lo vedono ancora in una veste un po' sembra quelli che andiamo a disfare un po' tutto, come i motociclisti. Diciamo che il quad è molto più largo, quindi da una parte potrebbe danneggiare di più, però il fatto di avere le gomme molto più larghe e quindi appoggio su una superficie più ampia, quindi i danni sono minori. Noi abbiamo provato a fare le gare in giro nei paesi, nelle sagre, e non abbiamo recato danni, mentre con la moto il danno si vedeva, diciamo, anche perché diventa monoruota e tutto, mentre con i quad insomma si spazzola, quindi si pulisce. Il problema è che non è recepito, anche perché
tanti dei quaddisti, come si suol dire, vanno in giro con la marmitta un po' aperta per fare rumore e farsi sentire, questo ovviamente si ritorce contro. Però siamo ancora all'inizio, cioè la Spagna e il Portogallo sono avanti anni luce, quindi là è una festa popolare per tutti, chiudono strade e tutto, c'è la diretta televisiva, cioè molto meglio del calcio, nonostante loro hanno tanto calcio anche là. Ecco. Ma che tipo di gare ci sono per questo tipo di moto? Ma adesso c'è iniziato il campionato italiano cross, c'è quello del cross country, quindi sono una specie di fettucciato che si fa in giro nel raggio di 1 chilometro, 800, 1 chilometro e mezzo. Poi ci sono queste baie dove sono stato io il promotore di queste manifestazioni che invece si snodano dietro le macchine, quindi si arriva anche a percorsi di 800-900 chilometri. Ma sono gare di velocità? Sì, diciamo che alla fine la velocità, cioè chi impiega meno tempo vince, ecco, quindi sono di velocità, dopo sono dei regolamenti un po' diversi, però l'essenza è la velocità, ecco, chi più corre, chi più ha, come si suol dire, manetta in questo caso. Un'ultima domanda, avete dei corsi che tenete specifici per questa moto? E se sì, dove? E se avete magari un sito di riferimento dove vi possono magari trovare? Diciamo che noi abbiamo fatto questo fino allo scorso anno con la federazione nelle fiere qui a Udine e da altre parti. Quest'anno probabilmente lo faremo con l'Axen invece perché abbiamo delle agevolazioni. E come sito noi abbiamo www.motociclismofvg.it e lì un po' si parla di tutti i motori e queste cose, quindi come inizio abbiamo questo perché poi diventa pesante per noi avere anche da sopportare un sito e tutto, quindi non siamo ancora attrezzati perché siamo ancora giovani. Ecco. Bene, la regia ci fa cenni che è ora di chiudere, ringraziamo il signor Silino per la sua partecipazione, abbiamo conosciuto un mondo probabilmente sconosciuto a molti, per cui lo ringraziamo di questo, ringraziamo la Martina per la sua collaborazione e vi auguriamo una buona serata, naturalmente rimanete sintonizzati sulle frequenze di Friuli Venezia Giulia Sport Channel.